Corsa, buoni 3 anni al via, sono rimasti in 4 dopo il ritiro anche dell'ultima ora di Big Capar che non ha convinto Alessandro Gocciadoni sgambatura, c'era già il ritiro del numero 6, quindi dietro la macchina sono 2 Babilonia Baba, Andrea Farolfi, 3 Bolero Griff, Giuseppe Lombardo, 4 Brasco Real, Lorenzo Baldi, 5 Butterfly Horse, Antonio Greppi. Leggermente discosto Butterfly Horse. Stacco della macchina, veloce Blasco Real, cerca di scavalcare Babilonia Baba. Vediamo passare allievo di Lorenzo Baldi. Quindi Babilonia Baba in seconda posizione su Bolero Griff, mentre in coda Butterfly Horse. 200 metri in 14,9 con in vantaggio il figlio di Quitisi, allievo di Lorenzo Baldi, Babilonia Baba in seconda posizione su Bolero Griff. Poi vediamo in coda il 5 di Butterfly Horse con Antonio Greppi. 400 metri in 36, sempre costante il ritmo del battistrada Brasco Real che arriva ai 600 in 46,4, passaggio davanti alle tribune, tutti in fila indiana, il quartetto con sempre Babilonia Baba a seguire seconda la corda davanti a Bolero Griff e Butterfly Horse. 14,9 qui davanti alle tribune, viene fuori un primo giro in 1,1,3, cavalli sulla penultima curva, sempre tutto in fila indiana con il battistrada che fa sul serio, ha preso una lunghezza di vantaggio da Babilonia Baba che cerca di rifarsi sotto, chilometri in 1,16,1, retta di là, perde contatto Butterfly Horse mentre è ancora lì vicino Bolero Griff, 450 metri alla conclusione, sempre Blasco Real in vantaggio, si fa sotto Andrea Farolfi con la figlia di Nadal Shiba, Babilonia Baba, poi anche Bolero Griff vicino ai due. Siamo a poco più di 200 metri dalla conclusione con Babilonia Baba che si affaccia all'esterno, ultima curva passata in 14,6, retta d'arrivo, in vantaggio Blasco Real, di fuori Babilonia Baba, più dietro Bolero Griff, ultimi 50 metri, ci prova Babilonia Baba e alla fine Babilonia Baba riesce a vincere su Blasco Real al terzo Bolero Griff. Subito il raddoppio per Andrea Farolfi e Andrea Sarzetto con questa Babilonia Baba, la Nadal Shiba, che per la scuderia di Maccorchetti fornisce una veramente notevole retta d'arrivo. Rivediamo con Blasco Real che prova a scappare alla femmina che però lo aggredisce e lo batte di precisione. Rivediamo Babilonia Baba battere di una testa abbondante l'avversario e viene a vincere questo nona corsa da Bologna. Babilonia Baba, Andrea Farolfi al doppio e Andrea Sarzetto.